Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo dello specchio nero, strumento molto importante per quanto riguarda la tradizione della magia cerimoniale. Mi sono allungata per prenderne uno. Lo specchio nero è utilizzato da moltissimo tempo anche per finalità ritualistiche, ma anche divinatorie. La sua superficie riflettente e lo sfondo nero permettono appunto di farsi ponte di comunicazione. Lo specchio nero infatti in particolare ha delle funzioni molto importanti, molto forti e non esenti appunto da qualche piccolo inconveniente di cui comunque parleremo. Infatti, come tutti gli strumenti di divinazione, anche lo specchio va ripulito di tanto in tanto e va appunto protetto e avvolto all'interno di un panno nero. In questo caso io ho un sacchetto col quale io appunto lo conservo. Veniamo all'aspetto della ritualistica. Nella ritualistica e dunque nelle esecuzioni di cerimoniali di alta magia operativa, lo specchio viene utilizzato per incanalare e farsi appunto da tramite, ponte di comunicazione, come se fosse un grandissimo telefono astrale. Appunto che è capace di catalizzare e sintonizzarsi su frequenze differenti, permette appunto di entrare in comunicazione con spiriti o entità o intelligenze di altri livelli di consapevolezza o della creazione. In questo senso dunque lo specchio viene posizionato all'interno del triangolo. Il triangolo è un qualcosa di cui ho già parlato in qualche altro video, che appunto durante la magia cerimoniale viene utilizzato per imporre, delimitare, confinare l'entità all'interno di questo spazio, così che appunto soprattutto nel caso di entità diciamo basse si possano contenere rischi appunto legati a lasciare un'entità di questo genere libera di agire. Invece, messo separatamente dal triangolo, può essere utilizzato come schermo di protezione, ovviamente deve essere programmato allo scopo. Lo specchio si presta molto bene alle programmazioni proprio perché si impregna facilmente, dunque può essere appunto utilizzato, programmato per essere un telefono astrale, programmato per vedere il futuro, programmato per ottenere delle risposte, programmato per la difesa, programmato per effettuare uno scudo all'interno dell'area utilizzata al rituale, eccetera. Insomma, è uno strumento molto versatile e solleva l'operatore da una serie di compiti, proprio perché nel momento in cui si programma lo specchio, poi l'operatore non dovrà eseguire queste cose ogni volta. Veniamo invece all'aspetto divinatorio. Allora, lo specchio, in questo caso, è un disco di ossidiana, ma va benissimo anche, ed è appoggiato a un supporto, in questo caso è così, può essere utilizzato per svariati scopi, anche per quanto riguarda appunto l'uso diretto e la divinazione. Nel caso in cui si voglia vedere qualcosa che riguarda se stessi o vedere un pochino le vite passate o avere risposte che provengano dalla profondità del nostro essere, dal nostro inconscio e così via, lo specchio andrà posto di fronte a noi e il nostro riflesso dovrà essere contenuto all'interno appunto della superficie dello specchio. Lo specchio andrà fissato, possibilmente ai lati dello specchio è opportuno porre 2 candele bianche, accese ovviamente, ed è sempre consigliabile agire nelle ore
serali, perciò dopo il tramonto. Meglio appunto una situazione di penombra perché ci permette, o addirittura semplicemente illuminato dalla luce di queste due candele, perché ci permette appunto di lasciarci andare e di accogliere le visioni che possibilmente riceviamo nella pratica. Ecco. Un'altra cosa da tenere a mente è che se invece vogliamo risposte legate a questioni di altre persone oppure risposte su altre situazioni o in generale vedere il futuro o tutto quello che può essere catturato che è al di fuori della nostra stessa persona, lo specchio va ruotato, perciò non deve riflettere nulla, soprattutto non noi. Potrà puntare a una parete vuota oppure al soffitto e noi fisseremo la superficie vuota. In questo caso, appunto, dopo un po' che fissiamo, potranno comparire come dei fumi, delle piccole nuvole, delle luci o qualcosa di colorato, qualche forma. Questo nei casi appunto in cui siamo ancora in fase di sviluppo delle nostre capacità di chiaroveggenza. Molte persone invece sono perfettamente in grado di vederci scene come dei film, come se fossero proiettate su questo schermo e poi poterle appunto interpretare. Eh, Va detto che sia nel caso in cui osserviamo il nostro riflesso nello specchio nero, sia nel caso in cui vediamo comparire qualcosa mentre lo specchio non riflette noi, dobbiamo restare sempre tranquilli e non lasciarci appunto prendere dall'agitazione o spaventarci perché ehm, magari non pensiamo che possa veramente mostrarci qualcosa. Per esempio nel caso in cui fissiamo il nostro riflesso può succedere che il nostro volto cominci a trasformarsi, che cambi i lineamenti, che ci mostri un volto, piano piano un volto diverso. Ecco, quello molto probabilmente sarà il volto che avevamo in qualche altra esistenza e lo spaventarci magari interrompe la visualizzazione. Ad ogni modo, appunto, siamo preparati già dal fatto che vi avviso di quello che potrebbe succedere, dunque andate tranquilli e continuate a guardare. Quando avrete finito la vostra pratica, riporrete lo specchio dentro la sua custodia. Va detto anche che lo specchio va regolarmente ripulito, proprio perché si impregna facilmente, soprattutto quando viene utilizzato per entrare in comunicazione con altri mondi, altre entità, perché essendo un materiale facilmente impregnabile, resterebbero appunto queste vibrazioni, questa sporcizia astrale agganciata allo specchio, di conseguenza potrebbe condizionarci in qualche misura. Come si ripulisce dunque uno specchio nero, uno specchio magico? Creando una soluzione molto leggera di acqua e sale con la quale appunto ripuliamo lo specchio non solo sulla superficie ma anche sulla parte posteriore. Ricordiamoci che se si impregna tutta, non soltanto la superficie. Lo asciughiamo adeguatamente e poi questo andrebbe fatto preferibilmente in luna calante, cioè in luna nera, meglio ancora, cioè con l'assenza di luna. A quel punto puliamo proprio perché la luna molto calante o nera è perfetta per le operazioni di pulizia. Dunque approfitteremo anche per ripulire i nostri strumenti, in particolare lo specchio magico, lo specchio nero. Per caricarlo invece useremo la luna piena, dunque lo lasceremo esposto nella notte di luna piena. Ritengo di avervi detto quasi tutto, manca soltanto di appunto ribadire che i materiali utilizzati possono essere diversi, può essere qualsiasi superficie riflettente, può essere concavo o piano. Vi mostro uno specchio nero concavo.
è molto bello. Come vedete già il fatto stesso di essere di questa forma serve appunto a raccogliere ancora meglio tutte le vibrazioni che può ricevere nell'intorno, ma anche da altri livelli di consapevolezza e dell'esistenza. A questo punto qualcuno si fa lo specchio anche autonomamente, annerendo uno dei lati della superficie di un vetro, oppure dipingendo appunto uno dei lati con della pittura nera, oppure utilizzando appunto dei dischi di ossidiana. Voglio soltanto mettervi un momento sull'attenti riguardo all'ossidiana, perché essendo una pietra semipreziosa ed essendo una pietra di natura vulcanica, e quanti conoscono la cristalloterapia e le caratteristiche, le proprietà dei singoli cristalli, sanno benissimo che l'ossidiana è una pietra molto molto impegnativa, perché porta a galla, porta alla luce quelli che sono i nostri nodi, i nostri irrisolti, gli aspetti su cui dobbiamo ancora lavorare sia su noi stessi che nel rapporto con gli altri. Dunque può diventare molto impegnativo maneggiare ossidiane di dimensioni così grandi, proprio perché maggiore la loro dimensione, maggiore il loro impatto su di noi. Dunque è preferibile, per quanto riguarda gli specchi, sì, l'ossidiana è perfetta, ma dovete aver già fatto un grande lavoro su di voi, altrimenti i primi tempi l'uso dell'ossidiana potrebbe essere veramente difficoltoso, molto 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 impegnativo. Detto questo, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e ci aggiorniamo, insomma ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!